Mister, il secondo pareggio consecutivo, se quello con la Lazio settimana scorsa era arrivato dopo una grande partita, anche oggi comunque la prestazione c'è stata, era contro una diretta concorrente, possiamo dire così. Forse è un po' dispiaciuto per quel gol preso su calcio d'angolo nel secondo tempo quando non avevate concesso quasi nulla. Sì, il pareggio loro è avvenuto da un calcio d'angolo e mi aspettavo di prendere gol su un'azione perché loro è una squadra che gioca molto bene e prenderlo così c'è un po' di rammarico in bocca, però ecco, le palle inattive fanno parte del gioco e dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Per il resto devo dire che le ragazze hanno fatto un'ottima partita e dobbiamo continuare così. Ecco, forse dopo il gol del vantaggio vi è un po' mancato il dente avvelenato per chiudere la partita, perché poi nella ripresa in realtà avete avuto soprattutto una grande occasione con Bargi nel finale, potevate forse gestire un po' meglio? Ma sinceramente no, è che loro rallentavano il gioco perché rallentano il gioco e noi eravamo aggressive quando cominciavano poi ad applicare la loro azione. L'abbiamo preparata così e le ragazze sono state brave dal primo minuto fino all'ultimo e sinceramente non ho da rimproverare nulla sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Ecco, adesso la sosta per le nazionali, su cosa lavorerà in questa settimana in vista poi dei prossimi impegni? Ma la prossima settimana il nostro lavoro sarà quello di recuperare tante energie perché veniamo da 6 o 7 partite consecutive, tra l'altro le ultime 3 molto dispendiose, per cui il primo fattore è recuperare le energie, recuperare le giocatrici infortunate e poi dopo la sosta penseremo all'Arezzo. Sofia, un pareggio contro una diretta concorrente per il quinto posto, siete andati in svantaggio, poi nella ripresa avete pareggiato grazie a un tuo gol, che sensazioni ti lascia questa partita? Ma posso dire di essere proprio soddisfatta perché non nego che volevamo portarla a casa, volevamo portare a casa i 3 punti, quindi sono contenta per il gol, però i 3 punti non sono arrivati, quindi insomma una via di mezzo. Ecco, oggi hai marcato un attaccante di categoria, anzi forse fuori categoria come Ferrato, che partita è stata? È stato complicato? No, è sempre molto divertente giocare contro di lei, ci conosciamo, abbiamo giocato contro spesse volte, quindi è stato avvincente. Adesso arriva la settimana con la pausa per le nazionali, secondo te su cosa si lavorerà? Secondo te su cosa bisogna lavorare in vista poi del futuro? Beh, lavoriamo sempre su di noi e vediamo, adesso se è una settimana di pausa, riprendiamo le energie e pronte per la prossima. Heidi, un pareggio contro una diretta concorrente, che sensazioni ti lascia questa partita? It was good. I mean, we tried our best. We worked hard. Considering what the score was last time, we'll take this 1 point. It's better to get 1 point than nothing, so we'll take it. But we still have work to do, and that's what we'll continue to do. Una partita sicuramente è stata difficile oggi, però comunque un buon punto che ci permette comunque di fare continuare il nostro percorso. E come ti stai trovando nella tua avventura al Genoa? It's been going great. I love it here. I'm so happy with everything that we're working towards, with everything that we want to do as a team. So I'm excited for the future of what it holds. Molto bene, mi piace molto il Genoa, il team, faccio tante passeggiate, insomma mi trovo molto bene e è una bella avventura. Mister, un pareggio in casa del Genoa, più un punto guadagnato che 2 punti persi, vista anche poi come si era messa la partita, perché siete andate sotto, ma poi avete avuto una grande reazione nel finale del primo tempo, colpendo quella traversa e poi il gol del secondo tempo con il pareggio. Ma secondo me è un pareggio un po' stretto per quello che abbiamo creato, perché indipendentemente dalla traversa ci sono state altre situazioni importanti dove potevamo fare gol sia nel primo tempo e anche nel secondo. Purtroppo abbiamo preso un gol sul rigore e va bene, però secondo me il primo tempo è stato giocato molto molto bene da parte del Verona, sono molto felice di quello che hanno fatto, e il secondo tempo un pochino meno, loro sono passate a 5 prima che noi facessimo gol, però tutto sommato sono soddisfatto. Ecco, dov'è che vi ha messo in difficoltà il Genoa oggi? Ci ha messo in difficoltà, se devo analizzare la partita, ci ha messo in difficoltà nel momento in cui ci aspettavano con quel 5-3-2 dopo nel secondo tempo, e lì loro sono bravi a difendersi e noi abbiamo trovato pochissimi spazi, però nel primo tempo fondamentalmente, ripeto,
secondo me abbiamo avuto delle occasioni dove dovevamo assolutamente fare meglio e sfruttare meglio. Purtroppo è andato così. Ecco, adesso la pausa per le nazionali, su cosa lavorerai in questa settimana? Adesso pensiamo a lavorare con entusiasmo, e di specifico non c'è nulla, e noi continuiamo il nostro percorso, cerchiamo di fare meglio, ancora di più di quello che abbiamo fatto oggi, e poi la settimana dopo prepareremo la prossima.